Parla fan azzurri, benvenuti sul canale Notizie di Napoli. Andiamo alle ultime dall'Azzurra. Ma prima, se siete nuovi qui già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Elgif Elmas, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match di campionato contro la Salernitana. Sappiamo che è un derby per la nostra città ed i nostri tifosi. È una situazione difficile per la Salernitana e per la Juventus, ma non ci interessa niente. Siamo qui per giocare la partita, per pensare a noi, prendere questi 3 punti che sono molto importanti. E in una partita difficile, la Salernitana è una buona squadra, ha riferito il calciatore macedone. Anche Norbert Giomber, difensore centrale della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del match contro il Napoli. È stata una settimana molto dura per noi, ma ci siamo confrontati nello spogliatoio con il mister e lo staff tecnico. Dobbiamo dimostrare che siamo squadra e metterci il cuore. Ha riferito il calciatore della squadra granata prima del fischio iniziale della gara di campionato contro la squadra, allenata da Luciano Spalletti. Ehi fan di Azzurra? Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.